To the stands in Cork, job done. Final score, Munster 30, Benetton 21. E pensare che per un tempo i Leoni hanno cullato il sogno di farcela. Quel 10-14 per i biancoverdi al Media Park di Cork raccontava di un Benetton ancora nel pieno percorso verso i play-off. Ma a quei punti nella seconda frazione di gara se ne sono aggiunti soltanto 7, mentre il Munster ne metteva a segno 21, chiudendo la pratica e di fatto la stagione degli uomini di coach Bortolami, all'ultima gara sulla panchina prima di lasciare il posto dal 1 luglio a Callum McRae. Finisce lontano da casa in Irlanda la stagione 2024-2025 del Benetton Rugby, una stagione dai tanti, troppi volti, imprese e flop, grandi partite e grandi amnesie. Storica la qualificazione di gennaio ai playoff di Champions Cup, ma il mancato accesso alla post-season di United Rugby Championship, che l'anno scorso invece era stata raggiunta, è un chiaro passo indietro. E non si può dire che la società non avesse già aperto la riflessione al suo interno da tempo, con l'annunciato da mesi cambio in panchina e ben 7 giocatori che lasceranno il team, tra i quali il veterano Brex. A Cork un Benetton che inizia bene, addirittura spreca, ma sparisce nel secondo tempo, chiuso 30-21 per i rossi di Munster, dimostrando quella mancata continuità che ha caratterizzato diversi momenti della stagione. I Leoni feriti tornano a casa con la consapevolezza che serve un gradino in più per entrare tra i grandi, per svoltare davvero. Toccherà a coach Callum McRae da luglio infondere questa consapevolezza.